Scontro mortale tra due auto ieri sera a Fossalta di Portogruaro, a perdere la vita una pensionata che stava rientrando a casa dopo la visita a un'amica, la disperazione del fratello. Un altro incidente mortale avvenuto all'alba lungo il passante di Mestre, all'altezza di Spinea, morto un cittadino slovacco che era seduto a lato passeggero. La morte del piccolo Bilal, il bimbo di 18 mesi schiacciato da un'auto a Portogruaro, l'indagine per omicidio colposo resta contro ignoti, i genitori sono parte offesa. La decisione dell'UNESCO di non inserire Venezia nei siti patrimonio a rischio continua a dividere la città, soddisfatti sindaco e maggioranza, scettiche le opposizioni. Dopo l'aggressione ai consiglieri regionali, il caso del senza tetto di Piazzale Roma, Pasquale Aita, è arrivato al Ministero dell'Interno la denuncia del presidente Ciambetti. Il comune padovano di Codevigo non autorizza lo scuolabus per gli alunni che frequentano la scuola nel comune veneziano confinante di Valli di Chioggia e il sindaco Armelao li accompagna personalmente. Nuovo atto della battaglia legale tra le comunità ortodosse, quella dell'Est e quella greca. Ora il rischio è che le messe si tengano davanti ai cancelli dell'ex ospedale Umberto I a Mestre. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali la cronaca, perché sono state 24 ore tragiche sulle strade del veneziano. Partiamo da Fossalta di Portogruaro per lo scontro mortale tra auto, costato la vita a un pensionato, la disperazione del fratello. Nicoletta era mia sorella. Ci eravamo visti domenica. Ed è un appuntamento col destino, quindi. Sì, ed è l'ultima volta che l'ho vista. Mai mi sarei aspettato che stamattina mi svegliassero alle 6:30 per darmi questa notizia. Il dolore del fratello di Nicoletta Batisacco, sul luogo dove ha perso la vita. Un tragico appuntamento con il destino per la settantenne che ieri sera sotto ad un diluvio stava percorrendo questa strada tra Fossalta e Portogruaro. Una via Battisti che i residenti definiscono dimenticata, senza illuminazione né pista ciclabile e con una pendenza in questa curva che avrebbe già causato più di un incidente. E ieri verso le 21 Nicoletta stava percorrendo con la sua Hyundai quando in questo punto ha impattato con una Citroën condotta da un 28enne della zona. I segni sull'asfalto e ciò che rimane sui fossati delle due vetture testimoniano l'impatto che non ha lasciato scampo alla settantenne. Stavo andando, quando mi hanno detto i miei nipoti, era andata a trovare una sua amica che abita, non so, qua. Non lo so, guardi, non lo so. Dove stava tornando ieri sera, poi c'è stato questo grosso temporale. Esatto, sembra che sia successo così perché non sanno neanche loro di preciso come sia successo. Saranno i rilievi dei carabinieri a stabilire chi sia uscito dalla propria corsia e forse se a causa dell'asfalto reso liscio dalla pioggia. Ma il tempo che ha impedito all'elicottero del SUAMI di Treviso di atterrare in zona, mentre i soccorritori in ambulanza hanno subito trasportato il 28enne alla guida della Citroën in ospedale a Mestre, dove si trova ancora in gravi condizioni, mentre nulla hanno potuto fare per la settantenne pensionata deceduta sul colpo. Una donna solare, Nicoletta Batisacco, che il fratello ricorda così. Mia sorella era una signora esuberante e allegra sempre, che nonostante avesse dei problemi anche lei dava sempre coraggio anche agli altri. Un altro incidente mortale, dicevamo, questa volta lungo il passante di Mestre, a perdere la vita un cittadino slovacco. Erano da poco passate le 5 quando sul passante di Mestre nel territorio di Spinea si sono scontrati un'auto e un auto articolato. Il passeggero accanto al conducente della vettura, un cittadino slovacco, ha perso la vita. Quando è stato soccorso le sue condizioni erano già gravissime ed è morto poco dopo all'ospedale. La dinamica è al vaglio della polizia stradale, ma al momento sembra che l'auto abbia urtato violentemente il retrotreno del mezzo pesante, carambolando poi sulla carreggiata. Illesi i conducenti dell'auto e del mezzo pesante tamponato. Sul posto, oltre alla polstrada, i vigili del fuoco, il soccorso stradale e gli ausiliari della viabilità di concessioni autostradali venete.
La morte del piccolo Bilal, il bimbo di 18 mesi schiacciato da un'auto a Portogruaro. L'indagine per omicidio colposo resta contro ignoti. I genitori sono parte offesa, il padre era al lavoro, la madre in casa. Fuori però c'erano molte persone, motivo per cui i carabinieri le stanno riascoltando. Non sarà facile riuscire a definire il quadro delle responsabilità. Nella zona non ci sono telecamere, i presenti negano ogni addebito. C'è anche la ricostruzione di una vicina che avrebbe udito le urla ma non assistito alla dinamica. Una vicenda quindi che resta drammaticamente aperta. E noi voltiamo pagina dalla cronaca ai temi dell'attualità, perché c'è soddisfazione in comune a Venezia dopo la votazione dell'UNESCO che ha evitato l'ingresso della città nella blacklist dei siti a rischio. Secondo la maggioranza è un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dall'amministrazione comunale. Di tutt'altro avviso l'opposizione. Venezia non entra nella lista nera dei siti patrimonio dell'umanità a rischio. Il World Heritage Committee ha approvato a Riyadh in Arabia Saudita l'emendamento presentato dal Giappone che sottolineava gli sforzi compiuti per risolvere i problemi della città. È una grande soddisfazione. L'UNESCO ha riconosciuto che la difesa di Venezia effettivamente è efficace. Ha visto, abbiamo raccontato, che il Mose è entrato in funzione, ha visto che le navi sono state spostate a Marghera, stiamo scavando perché le più piccole possono rientrare dal canale Vittorio Emanuele fino alla Marittima. Abbiamo raccontato di come abbiamo scavato i lidi di Venezia, come abbiamo risolto le rive, come abbiamo fatto il primo distributore di idrogeno, come ultimo abbiamo messo in azione questo contributo d'accesso in via peraltro sperimentale dal prossimo anno. A Riyadh la delegazione veneziana era formata dal vice sindaco Andrea Tomaello, l'assessore all'ambiente e all'urbanistica Massimiliano De Martin e il direttore generale del Comune di Venezia Morris Ceron. Sono state giornate intense di grande lavoro, di grandi rapporti internazionali che si sono concluse con un appoggio unanime di tutti gli stati del Consiglio che hanno riconosciuto il grande lavoro che è stato fatto a tutti i livelli sulla nostra città. Un grande risultato che certifica l'impegno messo in campo in questi anni dalla città e anche dal governo, ma ora continueremo a impegnarci a lavorare per la città di Venezia, per valorizzarla e tutelarla. Si è capito quanto è stato fatto in città e anche cosa dobbiamo fare per migliorare e salvaguardare la nostra Venezia con la sua laguna. Si è capito gli investimenti fatti in questi anni, sia dal punto di vista di risorse economiche ma di progetti, ma soprattutto anche quello che stiamo intraprendendo anche con le decisioni ultime del Consiglio Comunale, con la nuova delibera per la gestione dei flussi in città. La Presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano, che ha seguito da Venezia tutte le fasi della seduta UNESCO, guarda già alle prossime sfide. Venezia ha bisogno di persone che uniscono le forze, quindi istituzioni insieme ai cittadini, per provare a dare delle soluzioni a questo turismo che è diventato insostenibile, lo riconosciamo tutti. Però bisogna iniziare, il contributo d'accesso è una sperimentazione ma è un inizio, perché da 40 anni nessuno aveva fatto nulla al riguardo. Il giudizio dell'UNESCO non cambia di una virgola tutti i problemi che assillano la città. Secondo le opposizioni in Consiglio Comunale in questi anni è stato fatto poco o nulla. Al di là delle scelte dell'UNESCO, i problemi che la stessa UNESCO in parte aveva denunciato di Venezia sulla gestione del turismo sono reali e sono sotto gli occhi di tutti, quindi io mi focalizzerei su come risolvere questi problemi e purtroppo su questo, sulle azioni della Giunta, noi siamo molto critici a partire dall'ultima votazione che abbiamo avuto in Consiglio Comunale sul cosiddetto ticket d'ingresso. La scelta dell'UNESCO di rimandare al 2025 il dossier Venezia con relativo dibattito sull'ingresso nella lista nera dei siti a rischio ricalca un copione che si ripete ogni 2 anni dal 2016 e che, è opinione delle opposizioni in Consiglio Comunale, non cambia di una virgola la situazione della città. Una scelta che non ha voluto tener conto delle tante grida di dolore che salivano dalla città, che salivano da donne e uomini di tutto il mondo che, venuti in città, hanno potuto vedere in quali condizioni versa la nostra povera Venezia. Vediamo come i canali sono congestionati da una miriade di imbarcazioni. Non c'è stato seguito ad alcuna azione che limitasse le affittanze turistiche e quello che è il contributo d'accesso, ricordiamolo, è solo a carattere sperimentale. Venezia ha un problema enorme a causa del turismo di massa. Non si sta facendo nulla per gestirlo, certo non si sta facendo nulla con il provvedimento della tassa d'ingresso e la definizione dell'UNESCO lascia perplessi perché fa capire
che l'UNESCO probabilmente non ha capito la portata del problema. Le conseguenze del turismo di massa non sono solo calli e canali intasati, ma si riversano anche su lavoro e residenzialità, in un mese tra l'altro in cui i posti letto turistici hanno superato i residenti. Come CGIL non abbiamo mai pensato che l'indicazione UNESCO risolvesse i problemi della città. Problemi che rimangono tutti sul tappeto, dal lavoro alla casa, per i residenti o per i giovani a cui si offrono solo lavori precari, al fatto che viene incentivata solo la monocultura turistica, perché se non vogliamo che i giovani se ne vadano da questo territorio e si creino reali opportunità, servono scelte diverse da quelle prese sino ad oggi. Restiamo a Venezia, dove dopo l'aggressione ai consiglieri regionali, il caso del senza tetto di Piazzale Roma, Pasquale Aita, è arrivato al Ministero dell'Interno. L'altro giorno a Piazzale Roma, alla fine di una commissione consigliare, alla presenza della polizia locale di Venezia, Pasquale Aita ha aggredito un gruppo intero di consiglieri, anche con alcune conseguenze. Io sono uno di quelli. La stessa polizia locale aveva difficoltà a riuscire a tenerlo fermo. Prima lo scontro verbale, poi una colluttazione nella quale sono rimasti feriti il consigliere regionale leghista Giulio Centenaro, con un taglio che ha richiesto le cure del pronto soccorso, e il consigliere Dem Jonathan Montanariello, colpito al ginocchio da una bottiglia lanciata da Pasquale, il clochard di Piazzale Roma. Questa volta però il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ha deciso di rivolgersi direttamente al Ministero dell'Interno per denunciare una situazione che si protrae da anni e di fronte alla quale lo Stato sembra essere impotente. La situazione non può andare avanti così, anche perché la persona non è neanche di aiuto a se stessa ad essere lasciata lì in condizioni di totale anarchia per se stesso e per gli altri. Noi frequentiamo quella zona, quel parcheggio, e sinceramente è anche preoccupante sapere che ogni volta che andiamo ce lo troviamo lì e che come ha lanciato una bottiglia può lanciare un sasso anche nelle ore meno frequentate. È almeno dal 2016 che Pasquale Aita è una presenza costante e rumorosa a Piazzale Roma, ma la curiosità e la simpatia che avevano generato le sue prime performance canore hanno lasciato spazio a circa 80 denunce tra carabinieri, polizia e polizia locale per ingiurie, imbrattamenti con vari insulti a politici e anche l'oscuramento delle telecamere di videosorveglianza del tribunale, dove peraltro aveva piantato una tenda per diverso tempo, e ancora resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. A quest'ultima accusa si riferiscono ad esempio le immagini di un suo arresto avvenuto il 12 giugno 2018. Esattamente un anno prima era stato protagonista di una rissa con un turista. Incurante di daspo e fogli di via, Pasquale ha rifiutato anche l'aiuto dei servizi sociali ed è incredibilmente ancora lì. Pronti per andare a Chioggia, ma lo faremo subito dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Chioggia, dove c'è un caso, un vero e proprio braccio di ferro in corso che fa discutere. Sono una mamma che ha scelto di portare la propria figlia a Valle di Chioggia, in quanto la scuola di Chioggia mi offre una possibilità di tempo pieno. La mia figlia ha iniziato la prima elementare e rispetto alle mie esigenze lavorative e personali, soprattutto anche con i contatti dei nonni, per la nostra famiglia la scuola di Valli è più consona a noi. E così hanno deciso di fare altre 17 famiglie di Codevigo, visto che il comune non offre loro un servizio di scuola a tempo prolungato, al contrario invece del comune confinante di Valli di Chioggia. Questo però ha sollevato una polemica sul servizio di trasporto pubblico scolastico, il cui transito sarebbe stato negato dal comune padovano, mettendo in difficoltà queste famiglie. Sulla mia pagina ho fatto vedere se è possibile che ogni mattina questi bambini praticamente siano obbligati a fare 300 metri a piedi per arrivare al confine di Chioggia, entrare nel territorio di Chioggia e aspettare lo scuolabus, dove potevano prima attenderlo sotto la tettoia della propria abitazione. Quando arrivava si fermava, raccoglieva il bambino e andava via. Così ci ha pensato il sindaco di Chioggia. Li ho solo raccolti da un punto e li ho portati 1 metro dopo il confine di Codevigo, sono entrato nel territorio del comune di Chioggia e lì è arrivato lo scuolabus, li ha caricati tutti lì e li ha portati a scuola a Valli. Di fatto le famiglie in caso di necessità si organizzano, c'è poco da girarci attorno ai discorsi, quindi sembra quasi che si voglia fare un dispetto alle famiglie. Io credo che bisogna essere muniti comunque di buon senso.
In realtà il diniego di Codevigo si baserebbe su un accordo stipulato nel 2019 tra i due comuni e gli allora sindaci. Si sarebbero autorizzati solo i bambini che in quell'anno già usufruivano del trasporto scolastico dall'anno prima, tra l'altro non ufficialmente regolamentato, non lo è mai stato negli anni, e non si sarebbero più accettate nuove adesioni per nuovi iscritti. Questo a tutela di entrambi i comuni per le difficoltà ormai oggettive che tutti i comuni stanno soffrendo, soprattutto nelle periferie. Il calo demografico porta a una conseguenza drastica di chiusure di scuole o creazioni di pluriclassi. Mi arriva una richiesta di 18 bambini, quindi vuol dire che il comune di Chioggia non ha messo in pratica in questi 6 anni dall'accordo quanto era stato pattuito. Motivo per cui il sindaco ha preso questa posizione, ma da Chioggia arriva una proposta di collaborazione. Noi come comune abbiamo un servizio di scuolabus che mettiamo a disposizione delle famiglie, loro pagano una quota, una piccola quota, il resto lo mettiamo noi come comune e andiamo a prendere i bambini nella frazione di Conche. Basta poco, se serve questa convenzione io sono pronto anche oggi pomeriggio a scriverla insieme al sindaco di Codevigo e a costruirla assieme. Staremo a vedere, quindi c'è un nuovo atto nella battaglia legale tra le comunità ortodosse, quella dell'Est e quella greca, con il rischio che ora le messe si tengano davanti ai cancelli dell'ex ospedale Umberto I a Mestre. Ci siamo trovati spogliati di un diritto che spetta a tutti di celebrare la messa, di avere il luogo di culto. Siamo trovati che alla fine di scadenza di questo contratto che scade il 23 dicembre, siamo trovati che noi siamo fuori. La comunità ortodossa di Venezia e Mestre, composta da moldavi, georgiani, ucraini, romeni, russi, ora è senza una chiesa, senza un luogo di culto in cui celebrare le proprie messe. In lite con la comunità greca, il giudice ora ha tolto la disponibilità della Chiesa ai fedeli dell'Est. La comunità vuole una giustizia e vuole anche dal comune che ci siano capiti, perché tutte le spese sono state fatte a carico di questa comunità. L'arcidiocesi non ha speso una lira fino in presente, ha speso solo adesso i loro soldi, sempre come ho detto, dati dai fedeli per 8 per 1000, per mettere le allarmi, per mettere i lucchetti, per chiudere un luogo di culto. E così da domenica e per le prossime domeniche le messe si celebreranno per protesta davanti ai cancelli dell'ex ospedale Umberto I a Mestre. Chiediamo un incontro con il comune per chiarificare questa ingiustizia che è stata presa dal giudice il 31 di luglio. Con questo provvedimento senza un preavviso. Finora sono stati spesi 200.000 euro per la manutenzione e la sistemazione della chiesa. Vogliono celebrare matrimoni e battesimi, ma ora non hanno più una casa e sperano che qualcuno li aiuti. Da Venezia e provincia è tutto anche per questa edizione. Vi lascio le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al Meteo. Previsioni per sabato 16 settembre. Il tempo si mantiene buono sul nostro territorio grazie alla presenza dell'anticiclone. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto qualche nebbia mattutina in pianura e occasionali piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stazionarie o in lieve locale calo, minime sui 14-20 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulle prealpi nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 26-27 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, tempo in parte soleggiato con bassa probabilità di rovesci.
Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Trebaseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.